Si avvicina il giorno del referendum sull'autonomia del Veneto. Il 22 ottobre i cittadini si troveranno infatti di fronte ad un bivio: attribuire condizioni particolari di autonomia alla regione o meno. Della questione se ne parla da tempo. Già alla fine degli anni 90, con le gazzebate dell'ex leader del Carroccio Umberto Bossi per la tanto auspicata Padania Libera. Ma ora il sogno degli indipendentisti potrebbe realmente portare alla prima consultazione ufficiale sul tema. Per non arrivare impreparati al 22 ottobre, l'organizzazione no profit Venezian Ambassadors ha pensato ad una serata per fare chiarezza sulla questione. Un convegno, quello di martedì prossimo alle 18:30 all'Hotel Leon d'Oro di Verona, che vorrà essere il più possibile super partes. Partecipiamo a questo convegno perché è importante informare e confrontarsi con la cittadinanza su questo tema, quindi ascoltando anche diverse voci. Per quanto riguarda la mia opinione personale, io voterò sia referendum, ma precisando che non lo considero affatto un primo passo verso una indipendenza, ma ritengo che la Regione Veneto possa aspirare ad avere maggiori condizioni di autonomia rispetto ad oggi nella cornice della unità nazionale, che è intoccabile. Il convegno sarà anche occasione per una raccolta fondi destinata alle vittime del crack delle banche venete. Noi siamo rimasti molto colpiti, se non addirittura sconvolti, da questa storia dello scandalo del crack bancario e di tutte le frodi, accuse varie, insomma, che ci stanno dietro, ma soprattutto della sofferenza delle vittime.